ripristinare la landa carsica qui al Monte Sabotino e utilizzare il pascolamento come sistema antincendio, un'attività rurale al servizio del territorio. Sì, assolutamente sì, direi che è addirittura significativa un'attività di questo tipo, perché dà l'evidenza di come l'attività rurale possa essere un aiuto per quelle che sono le esigenze, diciamo così, della sicurezza legate alla parte antincendio, ma anche significativa perché evidenzia come un'attività come quella del pascolo non sia un'attività incompatibile con il mantenimento di una, diciamo così, non naturalità, perché non è corretto questo termine, ma per una continuazione della biodiversità, che paradossalmente è il concetto esattamente contrario del quale molti pensano che il non utilizzo sia il miglior modo per garantire un territorio. Invece l'utilizzo deve essere sì sostenibile, ma deve essere fatto con metodi e con modi corretti, ma può essere una di quelle vie che consente di ridare a queste aree anche la loro giusta collocazione all'interno di un percorso di tutela, ma anche di valorizzazione. C'è un percorso per istituire un biotopo di questa sommità del Monte Sabotino. L'amministrazione regionale ha interesse a tutelare queste aree. Sì, certo, perché comunque è necessario abbinare quelle che sono forme prettamente di tutela, come l'istituzione di un biotopo, a quelle che sono le forme di utilizzo, perché comunque non è pensabile una azione a tutto tondo di una o dell'altra azione. Entrambe si possono tranquillamente affiancare per riuscire poi ad avere una gestione migliore possibile e un risultato che sia quello che poi tutti quanti ci aspettiamo.